punto è un po' questo, che questa riorganizzazione delle filiere globali fa il paio con il riconoscimento di quelli che sono i vantaggi competitivi delle singole zone, che sono vantaggi competitivi che sono in divenire in maniera anche più veloce di quello che ci aspettavamo prima. E di conseguenza noi dobbiamo un po' riconoscere quali sono i vantaggi che ha per esempio restare qui sul territorio. E allora restare qui sul territorio ha un grande vantaggio legato per esempio alla qualità del lavoro artigiano, ma necessariamente si deve collegare a tutta una serie di altri asset che stanno in queste catene globali del valore, l'accesso ai mercati per dirne una, ma anche tutta una serie di altre capacità magari tecnologiche che è più difficile trovare sul territorio. Allora il tema qui non è tanto immaginare dove è giusto stare in termini generali, ma è capire quali sono i vantaggi competitivi che ci dà ogni singolo punto di questa catena in cui noi cerchiamo di inserirci. E allora in questo senso ci sono delle cose che è necessario immaginare, come posso dire, di fare qui, e altre cose che invece è necessario immaginare di fare in una rete lunga, che vada a pescare chi sa fare la cosa che a noi serve lontano da qui, ma che è necessaria. Questo mi permette, mi posso agganciare, rubo veramente 30 secondi, per dare un'altra suggestione che si collega un po' a quello che volevo dire prima, ma è velocissima e riguarda l'idea che le interdipendenze che citavo prima, le reti, spesso vengono vissute come un vincolo, no? Quindi dobbiamo cercare di accorciare, restare sul territorio, eccetera, perché così abbiamo più controllo. La verità è che quello che ci permettono di fare le reti, le connessioni, le interdipendenze è affrontare un rischio maggiore, perché lo possiamo condividere e i rischi maggiori sono collegati a progetti più grandi. E allora se vogliamo pensare più in grande, diciamo come progetto, non serve diventare una grande impresa, voglio dire, ma serve diventare un grande gruppo, una grande rete, serve diventare grandi nel modo di pensare, gestendo però nella relazione con gli altri la propria, come posso dire, capacità produttiva, tutti insieme, non come singoli. Non come singolo.